Preside Ierna, oggi si chiude il ciclo di convegni al Collegio Liceo Scientifico Leonardo in occasione dei 150 anni della nascita di Luigi Pirandello ha dato il via. Quali emozioni e quali cose emergono da questi convegni? Sì, evidentemente il Leonardo è stato impegnato in una serie di iniziative per ricordare il 150° anniversario della nascita di Pirandello. Oggi concludiamo le varie iniziative incontrando un autore eccezionale come Matteo Collura. I ragazzi quindi stanno dialogando con Matteo Collura e nello stesso tempo oggi si conclude anche il concorso che ha visto impegnati i nostri alunni nel cercare di scoprire talenti nascosti nello scrivere. Infatti, partendo da una frase di Luigi Pirandello, di un libro di Luigi Pirandello, i ragazzi hanno continuato a scrivere. Il titolo era "E adesso continua tu", e abbiamo avuto una massiccia adesione. La commissione ha già fatto una graduatoria, ha stilato una graduatoria e oggi ci sarà la premiazione. Io penso che quindi il Leonardo sta offrendo non solo ai ragazzi ma al territorio un'opportunità in aggiunta alle varie iniziative che sono state fatte nel corso dell'anno per ricordare Pirandello, un nostro conterraneo, e anche per far sì che i giovani di oggi possano avvicinarsi sempre più alla cultura e alla letteratura. Oggi sì, è vero, si chiude e si apre, perché parlare di Pirandello è sempre un momento particolare. Oggi, attraverso la presentazione del libro di Matteo Collura, abbiamo voluto attraversare tutta la vita di Pirandello sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista storico della nostra Italia. Abbiamo parlato di Agrigento e i nostri ragazzi, attraverso i canti, attraverso le poesie, ma in maniera particolare attraverso i canti siciliani, che non lo so, a me dà un effetto tutto particolare quando sento un canto o una poesia in siciliano. Mi fa sognare, mi fa pensare, mi fa volare e anche, perché no, meditare. Oggi i nostri ragazzi hanno meditato tanto, si stanno confrontando ed è un momento molto bello stare assieme e parlare ovviamente di Pirandello.